stendiamo il tappeto rosso, rosso di Montalcino per Luciano Sciolfi, uno dei passi ancora per giovane produttore, pensa te, della nuova ondata a Montalcino. E quindi rosso di Montalcino per te è un vino importante? Come lo pensi? Perché lo fai? Allora, il rosso di Montalcino per me è sempre stato un vino importante perché io ho iniziato nel 2003 e ho iniziato a commercializzare il rosso di Montalcino e ho commercializzato dal 2003 al 2008 il rosso di Montalcino senza il Brunello. È stato un bagno di sangue, perciò ho dovuto farlo il meglio possibile per cercare di presentarmi al meglio al mondo, sicché ci ho sempre creduto molto. Legno piccolo, però non nuovo, perché il legno nuovo secondo me andrebbe a sovrastare gli aromi bellissimi del Sangiovese, un anno di affinamento. Beh, infatti queste note di arancio, sanguinella, questa pimpantezza evidenziato poi da un'annata come la 23 dove insomma la freschezza incalza molto. Quindi questo è un vino decisamente anche gastronomico, cioè in tavola si adatta bene. Secondo me si adatta benissimo in tavola. Piatti che hanno bisogno di acidità per essere sgrassati, ma anche pasta con ragù Ok? potrebbe essere un buon abbinamento. Sulla cucina veronese dove le andiamo a mettere? Ma io la cucina veronese non è che la conosco tantissimo, però stasera ho avuto il piacere sia dei salumi che Beh, del brasato e del risotto all'amarone che è fantastico. è uno di L'ho quei piatti trovato bene, l'ho trovato bene su tutto. Io non esiterei a abbinarlo su uno di qualunque di questi piatti. Io vedo che qui ci hai fatto il favore grande di portarci anche la 19. Quindi il rosso di Montalcino è un vino che può invecchiare in qualche annata. È bene che invecchi, non è bene che invecchi. Allora, è bene che sia bevuto perché se è bevuto si fa spazio alle nuove annate. Non dovrei dirlo, però voglio dirti che io ho sempre in cantina 2003, 2004, eccetera, eccetera. Piazzecore. Sono buoni, sicché conservatelo, non andrei oltre 10 anni perché sarebbe Beh, è una molta forzatura, forzatura. però Però ecco, questo 19 è straordinario. È uno dei più buoni rossi che abbia mai bevuto. Complimenti. E al annata suo giusto. 19, Ero bravo anch'io. ecco. Grazie, Grazie ciao. Andrea.